fra i dettagli, fra gli aneddoti ritrovati su questa parte superiore della volta, della rappresentazione di queste varie, le grazie, la musica, la danza, ci sono nella rappresentazione della musica queste due figure e il particolare era che l'abito di uno era rosso, l'altro era verde e il velo bianco. A portare il tricolore all'interno di questo teatro che era con la dominazione austriaca e soprattutto a dire che la musica era quella italiana. L'opera lirica, la musica italiana per eccellenza e il farsi della nazione e dello Stato nazionale. Anche studi recentissimi hanno confermato questo non come un luogo comune semplicemente, ma come una verità storica. I legami ci furono strettissimi, furono una delle maniere per esprimere una nazionalità italiana, prima sul piano musicale e successivamente anche sul piano politico e istituzionale.